Dopo una sconfitta come quella subita sul parquet di Jesolo, fermarsi un attimo alla ripresa degli allenamenti e chiedersi il perché è semplicemente d'obbligo. Il derby doveva essere la partita del definitivo salto di qualità, invece si è rivelato l'ennesimo passo indietro di una squadra che non conosce continuità. Una battuta d'arresto che viene ad annullare tutto quanto di buono era stato fatto nella partita con Pordenone, che mette i gialloblu nuovamente nella condizione di non poter sbagliare. La sconfitta ci stava anche se noi volevamo vincere. Purtroppo la maniera in cui è arrivata non è soddisfacente, cioè non è adeguata al tipo di campionato che vogliamo fare. Non siete mai sostanzialmente stati in partita? No, a eccezione di un momento nel secondo quarto che poi abbiamo ripreso i loro 10 punti iniziali, non avevamo l'aggressività necessaria per eguagliare la loro, che ci ha decisamente messo in difficoltà. Ma a questo punto, visto infatti un'analisi magari nel dopo partita, è stato un aspetto mentale o tattico? Quali sono le ragioni? Bisogna che noi siamo pronti per giocare tutte le volte. Sembravamo che fossimo una squadra che aspettava che arrivasse qualcosa, invece dobbiamo essere noi a provare a fare la partita. Se poi non ci riusciamo è un conto, però dobbiamo essere pronti per giocare. Noi non eravamo pronti per giocare. Forse la colpa è mia, però il discorso è che ogni partita per noi deve essere di grande intensità. Questo l'abbiamo provato, abbiamo visto che è possibile, soltanto che dobbiamo fare tutte le volte, cosa che non è successa. Una squadra che quando deve fare il salto di qualità purtroppo fino a questo momento non c'è mai riuscita, insomma. Manca la continuità, come abbiamo detto altre volte. Sì, questo abbiamo detto anche l'altra volta. Il discorso è se giochi contro la Juventus tutti quanti sono preparatissimi. È quando giochi col Sassuolo che forse non siamo tutti quanti pronti o dicono beh sì, tanto rientriamo in partita. Noi dobbiamo prendere tutte le squadre come se fossimo la Juventus. A cominciare da Milano, che arriverà la prossima domenica, è inutile negarlo, diventa una partita decisamente importante. Tutte sono ugualmente importanti, perché se poi vinciamo contro Milano ma poi ne prendiamo un'altra, o vincevamo contro Jesolo, quella di Milano diventava meno importante, no, è sempre quella. Noi dobbiamo fare il meglio possibile in ogni singola partita. Non c'è differenza tra Juventus e Sassuolo, con tutto il rispetto per il Sassuolo. Noi dobbiamo giocare le nostre partite con grande intensità, cosa che non abbiamo fatto domenica.